Adesso andiamo a Venezia per Venezia-Bari con Sebastiano Franco. Sfida playoff al Penzo con il Venezia che punta ad agganciare il Bari a quota 35 in classifica. Squadra di Filippo Inzaghi reduce dalla vittoria con il Cesena, successo che mancava da 8 gare. Per il Bari invece l'ultima sconfitta in casa con l'Empoli ha sancito il momento di crisi della squadra di Fabio Grosso. Le formazioni: Venezia con il 3-5-2 classico, Audero in porta, Andelkovic, Modolo e Domizzi in difesa, Bruscagin, Falzerano, Stulac, Pinato e Garofalo a centrocampo, Litteri e Geijo sono le punte. Bari che risponde con il 4-3-3, Micai in porta, Sabelli, Diachité, Oikonomu e Delia in difesa, Busellato, Petriccione e Teio a centrocampo, Galano, Floro Flores in prota. In attacco l'arbitro è Chiffi di Padova, ci sono circa 3.000 spettatori, 500 tifosi da Bari, ci sono anche 5 gradi, il cielo grigio, c'è un vento freddo qui a Venezia. Studio. Cross dalla sinistra. Scusami, interviene Venezia per il vantaggio delle Venezia con Stulac. Siamo al 23esimo, Venezia 1, Bari 0, a te. D'accordo Franco. 27esimo, Venezia in vantaggio sul Bari per 1-0. La ripartenza in questo momento di Geijo, affrontato però da 3 giocatori del Bari, gli si fanno intorno a lui, però mantiene il pallone Geijo ancora sulla destra per Falzerano, l'ingresso in area di Falzerano, il cross in mezzo e la traversa colpita con il cross, ha colpito la parte alta della traversa, il pallone che si spegne sul fondo da parte del laterale destro del Venezia. Il gol del Venezia al 23esimo di Stulac, Leo Stulac, il destro da fuori area, da posizione centrale vicino all'incrocio a battere Mihai per il vantaggio del Venezia, vantaggio meritato perché era stato il Venezia a produrre le occasioni più importanti in questi primi 20 minuti e poi è arrivato il gol di Leo Stulac. Venezia che ora si difende con Garofalo che conquista anche la rimessa in gioco. E allora quando siamo al 28esimo il vantaggio del Venezia sul Bari per 1-0, linea Perugia. Torniamo a Brescia. Scusami Corsini, ancora Venezia per il raddoppio del Venezia, il colpo di testa di Litteri al 32esimo, Venezia 2, Bari 0, a te. 33esimo che scocca proprio in questo momento, il raddoppio di testa è stato di Litteri sul cross di Falzerano, bellissimo davvero il colpo di testa di Litteri che in precedenza 30 secondi prima con un altro colpo di testa aveva impegnato Micai, la deviazione del portiere del Bari sulla traversa e poi subito dopo il raddoppio del Venezia. Un bellissimo Venezia quello di questo pomeriggio che sta vincendo meritatamente 2-0 sul Bari, sue anche le occasioni più importanti della gara. Bari davvero frastornato, c'è stata un'occasione in contropiede sfumata con Galano dopo l'1-0. Bari ora che cerca di ripartire con Delia sulla corsia di sinistra per Andelkovic, però blocca tutto e poi riesce a conquistare anche la rimessa dal fondo perché il pallone è battuto sulla schiena, ha battuto sulla schiena di Floro Flores. Siamo al 33esimo, Venezia 2, Bari 0, linea Perugia. Tutta sulla sinistra e che ha messo Matteo. Scusami, vai. Terzo gol del Venezia, ancora Litteri, Venezia 3, Bari 0 al 36esimo, a te. Grazie Sebastiano Franco. A Venezia al 38esimo, Venezia in vantaggio per 3-0 sul Bari, Venezia che sta dominando questo primo tempo. Il terzo gol di Litteri, doppietta per l'attaccante del Venezia su calcio d'angolo, la spizzata di testa di Domizzi e da pochi passi il tocco vincente per la formazione di Pippo Inzaghi di Litteri. Davvero un bel Venezia di questo primo tempo. Un calcio di punizione. Fortuna accorcia Prego. le distanze il Bari con il gol di Sabelli. Siamo al 16esimo, Venezia 3, Bari 1, a te. E a Venezia siamo al 17esimo, il Bari prova a riaprirla, c'è stato il gol di Sabelli da fuori area al volo dopo una ribattuta sul tiro di Floro Flores. Un minuto prima l'incrocio dei pali colpito da Floro Flores su calcio di punizione, sulla ribattuta il tiro di Improta parato a mano aperta da Audero, poi subito 30 secondi dopo la rete di Sabelli per il 3-1 del Venezia sul Bari. Siamo al 17esimo, Venezia ora che prova
prova a calmare, a tenere bassi i ritmi di gioco Bruscagin sulla corsia di destra con Falzerano che cerca il corner ma non lo trova perché è bravissimo Delia a fermare tutto e a fare ripartire la propria formazione. Ora Sabelli, autore del gol dell'1-3 con cui il Bari ha accorciato le distanze poco fa in profondità verso Floro Flores, fermato però da Domizzi. 18esimo di gioco, Venezia 3 Bari 1, linea Perugia. 22esimo, Venezia 3 Bari 1, ma attenzione perché il Venezia è in 10 per l'espulsione di Litteri, l'attaccante del Venezia che ha segnato una doppietta oggi. Dopo l'ingresso in area è stato affrontato da Economu, c'è stato forse un contatto, forse no, sta di fatto che si è lasciato cadere il Litteri, è stato ammonito per simulazione dall'arbitro Chiffi di Padova, era la seconda ammonizione per l'attaccante del Venezia e quindi Venezia in 10. Ha protestato moltissimo Filippo Inzaghi verso l'arbitro e quindi è stato espulso anche Inzaghi. Allora il Bari che in 11 contro 10 prova a riaprirla sotto di 2 gol, il cross in mezzo, attenzione, Improta, il contatto con Audero e la difesa del Venezia che riesce a rinviare. 38esimo, Venezia 3 Bari 1, poco fa un palo clamoroso da parte del Bari, c'è stato un cross di Sabelli e Modulo che ha rischiato l'autogol con il suo tocco, il difensore del Venezia, palla che ha sbattuto sul palo e poi sulla ribattuta Galano non è riuscito a segnare. Ancora il Bari in attacco però che perde il controllo di palla, pallone che esce, allora Venezia che riparte con una rimessa laterale, Garofalo a cercare Zigoni, la testa però di Sabelli a centrocampo per Stulac. 38esimo, Venezia 3 Bari 1, Perugia. Di abbandonare il terreno. Scusami, è finita Venezia, il Venezia ha battuto il Bari per 3-1, a te. D'accordo, grazie dunque a Sebastiano Franco.